I clienti di Carige sono garantiti messaggi di fiducia e di tranquillità nelle filiali il giorno dopo il decreto con cui il Consiglio dei Ministri concede aiuti di Stato all'Istituto Ligure. La passeggiata di San Michele di Pagana non sarà pronta per l'estate, a dirlo il sindaco, che rassicura invece sul ripristino della strada, della piazzetta e sul ripascimento della spiaggia. Il Natale non è lontano perché è nei nostri cuori. Con questo spirito i fedeli ucraini hanno celebrato la nascita di Gesù. Lontani da casa hanno rivissuto a Chiavari le tradizioni della festa. Le natività rappresentate in diocesi, la fantasia dei presepisti che hanno ambientato il presepe nei luoghi della vita quotidiana e in ambiti parrocchiali. Questa sera speciale su Telepace. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Il giorno dopo il decreto Carige con cui il governo ha varato misure urgenti a supporto dell'Istituto Ligure commissariato dalla BCE, sul territorio si respira aria di grande tranquillità. Mentre nelle filiali locali la vita si svolgeva come in una qualunque altra giornata, da parte dei responsabili di area il messaggio è quello contenuto nella misura principale voluta dal governo. La garanzia dello Stato sui nuovi bond di fatto garantisce i clienti della banca. Sentiamo. Al termine di una giornata convulsa, ieri sera è arrivata la notizia di un piano di aiuti statali per Carige. Il messaggio oggi per i vostri clienti, piccoli risparmiatori, che poi costituiscono la stragrande maggioranza della clientela, qual è? Di grande tranquillità, di grande serenità. In verità la banca anche in precedenza non aveva particolari problemi sulla patrimonializzazione. Noi in questo momento, con le notizie che sono arrivate ieri, con la garanzia dello Stato sull'emissione di debito a medio-lungo termine, abbiamo la possibilità di continuare il lavoro che stanno facendo i nostri commissari, che sono il Presidente Modiano, il precedente Presidente Modiano, il precedente amministratore delegato Fabio Innocenzi e il Professor Lenner, che è un avvocato professore alla LUISS di Roma, per la conclusione del piano strategico che ci sarà entro la fine di febbraio, e soprattutto lavorare con grande tranquillità, serenità, lavorando sui crediti deteriorati, quindi sull'attività di de-risking, lavorando sulla revisione delle condizioni del prestito subordinato che è stato emesso e sottoscritto sostanzialmente dal sistema nelle scorse settimane, e predisponendo, quindi lavorando su tutte le opzioni per il rilancio in particolare della banca. Questo ci tengo soprattutto a dare questo segnale, che è quello del rilancio, di una grande normalità, della nostra presenza, del lavoro di tutti i giorni, della banca di tutti i giorni che c'è con le nostre filiali, con le persone che vengono da noi, alle quali noi ci accostiamo per dare soluzioni, risolvere problemi, finanziare i loro progetti e gestire il risparmio, ovviamente, che è in questo momento ovviamente la cosa più importante. C'è il grande tema sullo sfondo dell'eventuale ricapitalizzazione, ipotesi che viene vista come futuribile da parte dello Stato, c'è l'eventualità di una ricapitalizzazione da parte dei soci. Voi questo passaggio come lo vivete? Ma come ha detto lei, mi permetterei solo di dire addirittura anziché futuribile, del tutto ipotetico. Ecco, noi lo viviamo come il fatto di avere una grandissima rete di protezione, ma non ci pensiamo. Ecco, noi lavoriamo come ho detto prima, quotidianamente con i nostri clienti, oggi ancora di più sapendo che questa grande tranquillità ha anche questa rete. Torniamo ad occuparci di come sta reagendo il nostro territorio a seguito della mareggiata di fine ottobre, e oggi in particolare ci occupiamo di Rapallo. I commercianti e i ristoratori sperano di salvare la prossima stagione turistica. Secondo Ascom, nell'ultimo fine settimana 2 attività sono ripartite, ma sono numerose quelle ancora chiuse. San Michele di Pagana in particolare chiede garanzie per la risoluzione dei problemi più gravi. La passeggiata di San Michele di Pagana non sarà pronta per l'estate. A dirlo in diretta TV il sindaco Carlo Bagnasco. Ci sono 2.650.000 euro di danni, ha spiegato, e l'iter burocratico è lungo, con alcuni aspetti ambientali da rispettare. Ascom chiedeva un intervento urgente, almeno per quanto riguarda la piazzetta e la sistemazione della viabilità, ma in questo senso sono arrivate rassicurazioni. Sono iniziati infatti i lavori alla strada all'altezza della spiaggia degli Archi, ha dettagliato il primo cittadino, ed è stato rimesso il semaforo per il passaggio a senso unico alternato.
Al via anche i lavori per il ripristino di molo e piazzetta. Rimarrebbe indietro il collegamento pedonale dunque, ma il borgo ha già buoni elementi per sperare di ripartire in vista della nuova stagione. Ad oggi, in tutto il territorio seguito da Ascom, ci sono ancora alcune attività che non sono riuscite a riaprire dopo la mareggiata di fine ottobre. L'ultimo weekend hanno aperto altre 2 attività, ne rimangono 10 ancora chiuse, tra Rapallo, San Michele e Zoagli. Come riescono ad affrontare questa situazione? Sono preoccupati, però stiamo cercando di dargli una mano, di seguirli. Fra pochi giorni usciranno i dati del raccordo danni, quindi delle richieste, e quindi è un altro passo in avanti. C'è anche Zoagli che ha subito un danno notevole alla passeggiata mare di Levante e di Ponente. In questo caso questa situazione chi va a colpire? Quella di Ponente va a colpire 2 attività che sono proprio sulla passeggiata, quindi non sono più raggiungibili. Abbiamo parlato col sindaco Rocca, ha detto che i primi soldi che arriveranno saranno impiegati per il ripristino di questa parte della passeggiata, che non è facile ma è fondamentale. È convocato per domani sera al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari il Consiglio Pastorale per l'ambito Chiavari-Levi. Alle 20 la cena condivisa, alle 21 la riunione. Giovedì il Vescovo Alberto Tanasini celebrerà la Santa Messa al Luna Park di Chiavari. Si tratta di un momento atteso e preparato dalle famiglie dei giostrai che nel corso degli anni hanno instaurato un legame con la diocesi. L'Eucaristia sarà alle 10:30. La comunità cattolica di rito bizantino ha festeggiato il Natale. I fedeli si sono ritrovati per la messa presieduta a Chiavari da padre Vitali Tarasenko. Presente il responsabile dell'ufficio per la pastorale dei migranti, Don Beppe Culoma, quale segno di vicinanza della nostra diocesi al popolo ucraino. Vediamo. Il Natale non può essere lontano perché è dentro il nostro cuore. È la testimonianza dei fedeli ucraini che si sono riuniti nell'ex chiesa delle Clarisse di Chiavari per celebrare insieme la nascita di Gesù. Una festa importante che richiama le tradizioni del paese di origine, le famiglie che si riuniscono alla vigilia, il fieno sistemato sotto la tovaglia, imbandita con 12 piatti di magro e la messa della notte. Ora, per la comunità di rito bizantino, la festa potrebbe non avere il sapore di casa, soprattutto per chi è lontano dall'Ucraina ormai da anni. Vera, però, testimonia che questo giorno di festa ha significato perché è dentro il suo cuore. Oggi, ad esempio, sono stata al lavoro e sembra che festa è al lavoro quando lavori, ma poi ho capito che la festa c'è nel mio cuore perché Gesù si è nato e si nasce sempre. E non è un ricordo di cosa che è successo 2000 anni fa, più di 2000 anni fa, ma è proprio un ricordo di quello della rinascita di Gesù. E perciò non posso dire che Natale è lontano e poi qui nella nostra comunità facciamo tutto per farsi sentire qui come in Ucraina. La comunità ucraina ha preparato il Natale con riflessioni, preghiere e un pellegrinaggio a Venezia seguendo il Vangelo di Marco. La preparazione ha messo al centro un quesito: come Gesù può essere incarnato nella vita quotidiana? Che Dio sia sempre nei nostri cuori e quel Dio che è nei nostri cuori può ispirarci nei nostri pensieri, sentimenti, nei nostri atti quotidiani, così possiamo amare di più, perché dove c'è Dio c'è l'amore e dove c'è l'amore c'è la presenza di Dio. Così possiamo vivere questo momento di grande gioia, riempiti nel nostro cuore con la presenza di Dio. Mentre le navi delle ONG Sea-Watch e Sea-Eye da 17 giorni sono in emergenza al largo di Malta, la questione migranti è al centro del dibattito a Bruxelles. Oggi infatti nella capitale belga si tiene il Consiglio dei Ministri degli Affari Generali dell'Unione. Il governo italiano intanto conferma nessuno sbarco. Sul decreto sicurezza però sono 6 le regioni pronte a presentare un ricorso alla Corte Costituzionale. Sul tema si è svolto a Sestri Levante un convegno, sentiamo. Rapporto tra la realtà dei fatti e la percezione dei fatti in ambito, immigratorio. Abbiamo spesso sentito parlare di invasione in questi anni e in realtà i fatti ci dicono che nell'ultimo anno sono arrivati l'80% di migranti in meno rispetto all'anno precedente e che in generale negli ultimi anni il flusso immigratorio verso l'Italia è in calo. Sono arrivati nel 2018 un quinto, in tutta Europa un quinto dei migranti che sono arrivati nel 2015. Siamo ben lontani quindi da un fenomeno emergenziale e tuttavia
Tuttavia la politica in un certo senso ha scelto di usare il fenomeno migratorio come terreno di scontro. Questo significa che di immigrazione parlano soprattutto i politici e parlano meno invece gli esperti, quelli che si occupano a livello professionale della questione, e quindi le persone hanno l'idea o una percezione appunto del fenomeno che è abbastanza lontana da quella reale, da quella concreta. Come un cittadino può informarsi adeguatamente per capire appunto come stanno davvero le cose? Cosa si deve fare? Esistono molte fonti autorevoli che andrebbero seguite. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è uno di questi. Interpellare il più possibile gli esperti, seguire alcuni giornalisti che si occupano di questi temi, ma soprattutto direi appunto interpellare gli esperti, seguire alcuni siti di informazione che danno le cifre e danno la cifra del fenomeno migratorio, che sicuramente è un fenomeno complesso che comporta moltissime sfide, ma è tutt'altro che il fenomeno di emergenza ingestibile che invece ci viene raccontato spesso dai politici. La storia del campo di concentramento di Coreglia Ligure è raccontata nello spettacolo Storie di crimini d'amore in tempo di guerra, scritto e interpretato da Massimo Minnella, accompagnato da Franco Piccolo alla fisarmonica e prodotto dal Teatro Pubblico Ligure. Lo spettacolo andrà in scena domani pomeriggio alle 17 all'Auditorium dell'Acquario di Genova. Il nome era Campo 52. Fino all'8 settembre del 1943 era la destinazione dei prigionieri della guerra d'Africa, soldati del Commonwealth catturati in Libia dalle forze italo-tedesche. Dopo la firma dell'armistizio è diventato un campo per internati civili, dissidenti politici, oppositori del regime ma anche ebrei, rinchiusi qui prima della deportazione ad Auschwitz. Attraverso l'amore fra due giovani si snoda questa storia che rivive attraverso le parole e le musiche dell'epoca. Speciale presepi questa sera su Telepace 1 al canale 15. Vi mostreremo le natività allestite nelle comunità parrocchiali di San Pietro di Sturla, San Lorenzo di Cogorno, San Bartolomeo di Levi, Paggi, Santo Stefano del Ponte, San Pietro in Vincoli, Santa Sabina di Trigoso, Santa Maria di Nazareth e al convento dei frati Cappuccini di Sestri e Levante. L'appuntamento è alle 21:10 e ora una breve anticipazione. Quest'anno si apre per noi il 400° anno della costituzione di questa parrocchia. Il 12 novembre 1619 l'arcivescovo di Genova costituiva questa parrocchia autonoma. Abbiamo appunto voluto celebrare questo 400° anniversario costruendo la chiesa nella chiesa. È stato rappresentato praticamente il paesaggio di Levi con i vari lavori che si svolgono ancora adesso, l'oliveto, il noccioleto, l'omino che abbacchia le olive, l'orticello coltivato e poi ci sono le case più o meno come erano fatte una volta a Levi. L'associazione quest'anno ha dato l'invito alle primarie, alla materna e anche al centro riabilitativo Villa Gritta. Abbiamo dato questa occasione, questa opportunità di fare ognuno un presepe. Infatti è intitolato Il presepe sognato dai bambini. Abbiamo cercato di fare un presepe che rappresentasse sia la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove la confraternita dei disciplinati di Santa Caterina ha sede, che il paese. Quindi troviamo in alto a sinistra la chiesa di San Pietro in Vincoli, scendono nel Caruggi i confratelli in cappa e tabarro con le lanterne e dall'altra parte invece gli orti coltivati per i quali scorre invece un ruscello.
Nel mese di gennaio la raccolta di sangue, plasma e piastrine si terrà nella sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure in 4 diverse mattinate. I giorni sono sabato 12, lunedì 14, sabato 19 e domenica 27. Le donazioni si possono effettuare sempre dalle 8 alle 12. Le donazioni di plasma e piastrine vanno eseguite previo appuntamento. Nella sede dell'Avis San Margheritese è possibile sottoporsi a tipizzazione per una eventuale donazione di midollo osseo. Per informazioni e appuntamenti 0185 28 79 49. Ultimo Open Day per l'Istituto Natta De Ambrosis di Sestri Levante. Sabato prossimo, 12 gennaio, dalle 15 alle 18, gli studenti delle terze medie del territorio interessati a conoscere l'offerta formativa della scuola potranno visitare i laboratori e parlare con i docenti. 3 gli indirizzi attivi: Liceo Scientifico Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico e Istituto Tecnico Tecnologico. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola il Papa, ascoltare il popolo ma cercando la solidarietà. Nel discorso al corpo diplomatico Francesco sottolinea i rischi legati al riapparire di pulsioni nazionalistiche. Il buon politico cerchi l'unità. Eppure non si muovono i migranti allo stremo sulle navi delle ONG, non si risolve il caso Sea-Watch e Sea-Eye, le cancellerie trattano senza però decidere, 5 regioni mandano alla consulta anche il decreto sicurezza. Donne alla ricerca di protezione e parità, Arabia Saudita, in Pakistan appello di ben 500 imam per Asia Bibi e il rispetto. Scuola, scatti e mobilità, i prof nelle paritarie, il TAR del Lazio fa giustizia delle carriere, andiamo a vedere all'interno di Avvenire, la parità scolastica vince alla TAR, il Tribunale del Lazio riconosce la validità del servizio pre-ruolo annullando l'ordinanza del MIUR, ora oltre 300.000 insegnanti potranno fare ricorso chiedendo risarcimenti per miliardi di euro. Andiamo sul secolo XIX che apre con il salvataggio pubblico della Carige, il nuovo governo apre al salvataggio pubblico, la banca, la ricapitalizzazione del tesoro è un'eventualità residua, ora non serve, lo Stato sarà garante sull'emissione di nuovi bond contro i risparmiatori tutelati e il caso appunto secondo Alessandro Barbera, così 5 Stelle cambiano l'idea coi soldi di Gentiloni, da MPS alle Venete quando arriva il sostegno al credito, i precedenti raccontati da Francesco Ferrari. Parigi irritata per il sostegno di Di Maio ai gilet gialli e vi sosterremo, siete come noi. Salvini invece sostiene il tifo calcistico, no alla chiusura degli stadi per cori razzisti. Recco, rifiuti sulla lapide del partigiano Bisagno, la condanna arriva dall'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Nel Levante, opere pubbliche nel piano triennale di Rapallo, i primi interventi per la ricostruzione, $500.000 per il riaffacciamento del molo dei Primeri, altri 600.000 per i primi lavori di messa in sicurezza, quasi 30.000 residenti, sale il tasso di mortalità a Rapallo. E sempre a Rapallo il caso di un imprenditore in guai dopo la mareggiata del 29 di ottobre, si chiama Yasser Ibrahim Ahmed, titolare del Sapore di Mare, distrutto dalle onde, ha venduto la casa in Egitto per pagare il mutuo acceso per acquistare la licenza del locale meno di un anno fa. Il paese che ho scelto come mio mi sta chiudendo tutte le porte. Yasser Ibrahim Ahmed, che ha 54 anni, in realtà è un cittadino italiano, da 30 anni lavora e vive a Rapallo. La banca non ha accolto la richiesta di sospendere la rata del suo prestito, nessun aiuto, ho deciso di vendere ciò che avevo, ciò che avevo per aiutare i miei 8 dipendenti. Nel 2010 lui, musulmano, aveva devoluto l'incasso di una serata in sostegno della chiesa di Santa Maria del Campo, quell'anno devastata da un grave incendio. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione da Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Parliamo del caso Diamanti perché si è concluso da poco nella sede di Chiavari della banca BPM, ex Banco di Chiavari, un incontro tra l'Istituto di Credito, l'associazione Adiconsum CISL, con la presenza di Carlo Piarulli, che è il responsabile nazionale del settore credito dell'associazione. Un incontro che aveva lo scopo di trovare un accordo per una soluzione risarcitoria nei confronti dei 250 risparmiatori del Tigullio che hanno acquistato diamanti venduti da IDB SPA Tram
tramite la banca, e come è noto il prezzo di acquisto è stato ben superiore al loro reale valore di mercato. Diciamo, l'incontro si è appena concluso. Secondo quanto dichiarato da Niconsum CISL è stato per il momento un confronto interlocutorio. È tutto, a te Emanuela. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima andrà in onda alle 19:15, ma vi ricordo che la nostra informazione continua sul sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.